Perché uso video e quali sono i miei vantaggi nell'utilizzare questi mezzi? Diciamo che in quest'anno ho notato che le persone tendono a guardare qualsiasi cosa in YouTube, in Facebook, in Instagram, quindi sui social. Anche solo per cambiare la batteria del giocattolo del bambino. Non so se è capitato anche a voi. E mi sono trovata comunque in una situazione dove io come agente immobiliare, che non faccio parte comunque di un gruppo, di un marketing, non posso, insomma, non acquisto grandissime pagine pubblicitarie, tuttavia lavoro in un contesto abbastanza piccolo, diciamo quei 30-40 mila abitanti, e mi sono chiesta come faccio io a farmi riconoscere, quale potrebbe essere il mezzo. Beh, vi racconto questo aneddoto che fa ridere. Nello stesso giorno due persone sono venute da me in agenzia per chiedermi una consulenza e mi hanno detto: ma almeno ti avessi conosciuto prima, sarei venuta da te. E vai una, arriva la seconda, ma guarda, è che non ti conoscevo, se no sarei venuta da te. Ho detto, ma come posso fare io a questo punto perché le persone mi conoscono? E beh, ho aperto una pagina su YouTube, ho fatto il mio primo video, tutto d'un fiato. Ho detto, beh, insomma, io ci provo ed è tuttora nel mio canale proprio come primo video in assoluto, nella quale dicevo chi ero. Dicevo, buongiorno, sono Irene Merlo, agente immobiliare. E da lì sono iniziati tutti quanti i video che mi hanno permesso di presentarmi alle persone in modo anche molto semplice, senza dover spendere sinceramente chissà quanto, ma entrando nelle case direttamente delle persone. Questa è stata un po' la mia idea del perché ho voluto iniziare nei social, per farmi conoscere ed usare comunque un mezzo che tutti, dai bambini purtroppo agli adulti, usano quotidianamente, specialmente alla sera. Ed ho notato questo tipo di interazione che ha fatto sì che in quest'anno che io lo sto usando, le persone per strada mi riconoscono come agente immobiliare.